Io credo che all'interno del classicismo illuminista italiano Leopardi occupi una posizione predominante. In lui la tensione tra progressismo e pessimismo. Nata stagione sta per cominciare e io vi voglio al massimo. Guagno, siete disposti a metterci questo? Qual è stato il segreto di questa sconfitta? Come sono brutto. Guarda me. Aspetta perché ti applaudiamo, Rino. Ma che c'ho? Sei un fenomeno. C'è una moquette in faccia. Forse è questo il segreto, però avete sempre saputo ridere anche nei momenti più difficili. Stasera me la taglio subito perché sono un po' brutto.